Buongiorno a tutti, bentornati qui sul nostro video podcast Foneché. Oggi siamo al Terzo Mondo Studio, qui tra Ponte nelle Alpi e Alpago, in compagnia di 3 giovani ragazzi, si fa per dire, e Davide De Faveri, Giampaolo Rossi e Matteo, io me lo sono scritto qui sulla mano, spero di pronunciarlo giusto, Squaiera. Tutti e 3 bellunesi d'estrazione e che non hanno voluto rinnegare il loro territorio, hanno detto qui noi faremo uno studio di registrazione. E devo dire che per esserci già venuto qui al Terzo Mondo Studio hanno creato un bellissimo posto. Magari oggi io e Veronica proveremo a scoprire e a capire come è nato anche questo progetto. E quindi prima di tutto passerei la parola a Veronica. Grazie Samuele e benvenuti intanto. Io è la prima volta che visito questo spazio e devo dire che è molto accogliente. E quindi partirei chiedendovi cos'è il Terzo Mondo Studio e com'è nato brevemente, così poi passiamo al succo della conversazione. Chi parte? Parti Facciamo tu, una parola a testa. Vi ho spiazzati. Bim bum bam e giù. Vado io. Vado io. Allora, innanzitutto grazie di questo invito, siamo contenti di essere qui. Cioè, da noi intendo, siamo contenti di essere qui da noi. Il Terzo Mondo nasce secondo me come nascono un po' tutti gli studi di registrazione, cioè un gruppo di amici che prima erano una band e poi a un certo punto si ritrovano a doversi registrare per partecipare a contest, perché vogliono registrarsi, e questa cosa prende solitamente uno o due della band, gli prende il trip e dice ma però figa sta roba, se la facessimo anche per altre persone. E quindi diciamo che un po' è nato da là, sono successe tutta una serie di vicissitudini e quindi vicissitudini. Poi mettete voi le vocali giuste e quindi siamo partiti praticamente in un container in Alpago dove faceva caldo, freddo, mai giusto, e abbiamo fatto i primi dischi là. Ne abbiamo fatti Provando le sensazioni anticipatamente di quello che sarà l'andropausa. esatto. Sbalzi repentini di di temperatura. Esatto, oppure anche di problemi di circolazione, perché tipo fino a qua si gelava, da qua in su morivi di caldo. Esatto. Quindi niente, nasce così. Prima eravamo in un container e poi abbiamo avuto la possibilità di spostarci in questo posto pazzesco che è una scuola di musica prima di tutto. Scuola di musica, sala prove, e poi da 5 anni, forse di più, lui non c'era, era ancora a nascere, ragazzi. E ci siamo trasferiti qua, abbiamo fatto un po' delle evoluzioni. Prima eravamo in una stanzetta piccola, poi ci siamo presi una parte, adesso quasi tutto. L'idea è quindi di mandare via tutti, rimanere esatto, di prendersi tutto quello che è nostro. Esatto, la conquista del Terzo Mondo, che non è male comunque. Quindi voi in questo caso si dice no, dal garage, poi siete no, addirittura dal container in questo caso qua. Mi è piaciuto. Però, ecco, parlato del posto, adesso vorrei capirvi come se siete riusciti a rendere questo gioco di far musica un lavoro, che questo non toglie che poi lavorando si continui a giocare. Oggi il Terzo Mondo Studio per voi è un lavoro, è il lavoro, ce ne sono altri, può bastarvi, c'è anche altro, volete aggiungere qualcosa che noi non sappiamo? Allora, per nessuno di noi è l'unico lavoro, nel senso che tutti e 3 abbiamo un altro lavoro. E mi viene da dire anche per scelta forse, nel senso che tutti noi abbiamo avuto un'opportunità di renderlo effettivamente magari un lavoro di tutti i giorni, non per forza quello dello studio, ma il lavoro di tecnici che spaziano, diciamo, dallo studio ai concerti. Ma per vari motivi credo nessuno di noi ha deciso di dedicarsi a quella vita lì.
almeno non in maniera esclusiva, perché in effetti si tratta di una vita comunque abbastanza complicata e per una serie di motivi credo ognuno di noi non ha l'interesse di fare esclusivamente quella cosa lì, anche perché tutti e tre facciamo un altro lavoro che ci piace, ci appaga e ci soddisfa, quindi magari non sentiamo così forte la necessità di stare in tournée un mese ad agosto montando alle 6 di mattina e smontando alle 3 di notte, anche se si guadagna bene, magari non sentiamo questa esigenza. Per cui è un lavoro, ma non è l'unico lavoro. Ecco. Spero di aver risposto. Nel momento in cui riuscite a combinare queste cose, qui fate tutta la filiera, dalla composizione alla registrazione, al mixaggio, al mastering. Ci dovrà essere sempre qualcuno che tiene un po' viva l'azienda. E quindi com'è che vi siete in questi anni tra errori, prove, tentativi, organizzati tra di voi come squadra? La so, questa la so. Non mi ricordo grosse defiance in questo, perché diciamo di base noi tre abbiamo un'intesa al di là del lavoro, cioè anche fuori, no? Cioè, abbiamo degli ascolti, dei modi di pensare, dei modi di lavorare molto affini, e non dico che la cosa è telepatica, però cioè, è abbastanza automatica. Quindi per esempio noi abbiamo la chat dei workers del Terzo Mondo Studio. Per esempio arriva una richiesta da un cliente che vuole registrare un disco o vuole registrare un singolo, così, e spesso si legge la domanda: ok, chi fa questo? No? E ci si organizza. Oppure si preferisce, per esempio, è chiaro che un cliente magari parla di più con uno di noi e ha un rapporto più stretto con uno di noi, quindi diciamo noi abbiamo un po', ognuno di noi ha il cliente che è la linea preferenziale, no? Se c'è bisogno poi si fa il calcolo di quanti giorni servono entro quando lo vuole finito questo lavoro qua, quindi c'è bisogno di più risorse, allora si chiede aiuto a un'altra persona. E tre, c'è stato un momento dove eravamo tutti e tre, perché era un progetto corposo, sì, con tante persone, un via vai di artisti, e dovevamo chiudere entro 2 giorni, perché tipicamente anche gli artisti che vengono magari anche loro hanno un lavoro, e spesso sabato e domenica bisogna finire queste cose, e quindi diciamo ci si aiuta così. Qual è stata la principale difficoltà e come l'avete superata? Davide. Allora, la principale difficoltà che io sento personalmente è il fatto di lavorare in un territorio in cui oggettivamente le risorse proprio, come dire, demografiche non sono quelle che permettono ad uno studio di lavorare H24 in qualche modo, o comunque tutti i giorni della settimana. Nel senso che in questo momento credo possiamo dire che il Terzo Mondo Studio è un po' un riferimento per la provincia di Belluno, per la zona di Belluno, nel senso che negli ultimi anni abbiamo avuto comunque la maggior parte dei musicisti bellunesi che hanno progetti musicali sono passati da noi in qualche modo, però non bastano allo stesso tempo, nel senso che proprio a livello numerico non c'è una quantità di persone che suona e soprattutto che investe nel proprio progetto, quindi magari spende dei soldi, viene a registrare un disco, fa dei concerti. Sono poche persone, e quindi la prima difficoltà che troviamo nel nostro lavoro è questa. Siamo concordi nel dire che siamo arrivati ad un punto per cui le persone che suonano e che vivono qui vengono da noi e abbiamo bisogno di altre persone, in sostanza. Quindi è una difficoltà che non ti dico abbiamo superato al 100%, però stiamo cercando di adottare delle strategie per cercare di superarla, e la strategia principale è far arrivare gente non bellunese a registrare nel bellunese. Vedremo. Sì, io se vuoi ti parto da prima, quindi qual è stata all'inizio ovviamente la parte che più o meno è simile, nel senso che all'inizio il problema, cioè, che però è normale come ogni azienda, questa non è un'azienda, nel senso che siamo tre liberi professionisti, ma come ogni azienda quando nasce
ha il problema di farsi conoscere e di avere una credibilità tale per cui la gente è disposta a dire ok, se ho un problema vengo da te e me lo risolvi. Nel nostro caso devo registrare qualcosa, vengo da te e me lo registri con una determinata qualità, sapendo che vengo là e ho il meglio che posso trovare quantomeno in zona. All'inizio ovviamente lo scontro grosso è stato quello, un po' perché effettivamente sì, nel senso nessuno di noi è nato con le camicie addosso d'oro, quindi siamo cresciuti mano a mano che i lavori venivano fatti. Abbiamo avuto, devo dire, un paio di, secondo me, di cose interessanti che ci hanno permesso, uno, di essere conosciuti da tante persone, uno in particolare, lo cito sempre, ma Belluno alza la voce, è stato sicuramente un momento in cui tutti quelli che suonavano erano qua gli stessi 2 giorni, quindi ovviamente quello è stato un momento di massima visibilità, e dopo anche la presenza negli ultimi anni di produzioni un po' meno locali, un po' più nazionali, nel senso che abbiamo avuto, a partire da Fabio Trentini, che è stato forse il primo a crederci, che è un produttore che sta a Zoldo, ma lui ha lavorato per nomi grossissimi. Il fatto che scegliesse comunque un posto come il nostro per noi è stato una bella conferma, ed è un posto che lui tuttora sceglie se ha la possibilità, nel senso che ci viene volentieri, con noi si trova bene, eccetera. Abbiamo avuto i Bachi da Pietra, che era una band importantissima nell'ambito alternative italiano, che li abbiamo ospitati qua una settimana, abbiamo lasciato le chiavi, gli abbiamo detto guarda, non tirate giù le pareti, l'unica roba che vi diamo è questa, ma fate quello che volete, eccetera. Quindi diciamo che piano piano ovviamente queste cose qua aiutano alla credibilità del posto. Tu, Matteo, invece? Che all'inizio non avevamo il caffè, questo è stato questo è stato un problema, infatti sì, lacrime di sudore quando venimmo esaminati per la prima volta non facciamo nomi, ma insomma da un nome autorevole, che tutto serio, entra in regia, no, bello, si guarda attorno e vedi l'acustica, la sente, no, avete curato bene, ma c'è un errore imperdonabile. E noi ci guardiamo, cosa? No, forse abbiamo sbagliato a fare i collegamenti, forse abbiamo sbagliato a curare i pannelli. No ragazzi, manca la macchina del caffè. Il giorno dopo, subito... l'ho rubata a mia Immediato mamma. Com'è lavorare con la musica, appunto produrre, poi avete detto che fate anche i fonici, quindi in generale nel 2024, quasi 2025, quindi nella contemporaneità o comunque in un mondo che vediamo che cambia in continuazione, quindi ecco, com'è lavorare in questo settore, quali sono le principali soddisfazioni e le principali difficoltà? C'è tanta eterogeneità oppure no? La domanda è difficilissima. Io ti dico una cosa, ovvero una delle difficoltà è che si tratta di un lavoro molto stagionale, quello di fare ad esempio il fonico dal vivo, nel senso che nei mesi estivi tu sai che cascasse il mondo, se sei libero, se hai voglia, almeno 20-30 date le puoi fare. Mentre invece da settembre, diciamo da ottobre a novembre e da gennaio a aprile il calendario piange, no? Per cui l'alternativa, diciamo, sarebbe andare a lavorare per un service, per esempio, magari un po' più grosso. A Belluno non ce ne sono, quindi bisognerebbe emigrare, dico tra virgolette, e questo forse è una cosa che a noi personalmente non piace, perché effettivamente poi ti trovi a fare gli stessi, magari io parlo della realtà più vicina alla nostra, che è quella di Treviso, Padova, diciamo il basso Veneto. Lavoro ce n'è molto di più, ma alla fine si finisce a fare la festa della birra invece di farla a Polpet, la fai a Padova, però non cambia niente poi in realtà. Per cui alla fine per noi credo sia sempre stato meglio fare meno ma fare bene e fare qui. Quindi questa è una cosa secondo me importante. Però è anche un momento storico in cui i service cercano tantissime persone perché nessuno ha più voglia di fare questo lavoro, ed è anche un lavoro tendenzialmente ben pagato, quindi diciamo che volendo il mercato non è che manchi in questo momento, ecco, bisogna avere voglia di sgobbare un pochino, quello sì, e noi non ci abbiamo voglia, quindi... Adesso questa mi sembra, parla per me. Qua sì, come diceva Davide, c'è questa stagionalità,
Anche con lo studio in realtà abbiamo visto che è un po' opposta, ovviamente, cioè, quindi la gente quando non suona fuori tende magari a voler registrare, ma scricchiola secondo me questa cosa qua, perché invece c'è il problema che qua appunto d'inverno non si suona perché non ci sono locali che fanno suonare, non c'è quasi nulla, cosa che noi stiamo cercando di, faccio una parentesi così, una deviazione, stiamo cercando un po' di cambiare, nel senso che noi stessi abbiamo iniziato a organizzare eventi dentro questa sala che vedete. Facciamo un evento al mese, una settimana, c'è le energie. No, un evento al mese con degli artisti sia locali ma anche nazionali. Abbiamo avuto gente da un po' ovunque, abbiamo avuto anche dei russi che sono venuti qua da noi, erano in tour e siamo riusciti a beccarli mentre tornavano a casa e quindi ne abbiamo fatti. Erano di strada, quindi più o meno sì. erano di strada, esatto. E sono Genova, Vladivostok, vedo, ormai che siete qua. E quindi noi cerchiamo un po' di un po' cambiare questa cosa e stiamo vedendo che questo tipo di approccio influenza anche gli altri. Cioè la roba bella è che quando noi abbiamo iniziato a fare questa cosa qua, contemporaneamente ne sono nate altre 2 o 3. Questo anche perché una cosa che noi stiamo notando è che siamo in un paese piccolo alla fine, Belluno è un paesone, chiamiamolo così. Farsi la guerra non ha senso e quindi noi quando c'è qualcun altro che organizza altre cose o ci andiamo oppure addirittura gli facciamo noi stessi pubblicità e la stessa cosa vale per loro. Questa roba qua è figa perché comunque fai girare sempre le persone, perché se ti devi costruire il tuo la tua nicchia, il tuo orticello e poi però in questo orticello non ci fai entrare mai nessun altro, è quello che ha portato secondo noi adesso a non avere grandi altre cose, perché ognuno si organizzava le cose per se stesso, punto, stop. Mancano le donne, se posso dire, parlare di eterogeneità, mi è venuto in mente quando ho detto questa roba qua, mancano le donne, ragazze, scrivete musica, fate musica, perché veramente noi vorremmo farne suonare tante, ma non ce la facciamo perché non ce ne sono. Io ringrazio i 3 moschettieri qui del Terzo Mondo. Ci vediamo al prossimo episodio. Grazie. Grazie. Buona serata. Ciao.